Cari telespettatori, parliamo di aumenti di rincari e di strategie per cercare di contenere le uscite, fiumi di uscite economiche per tutti, indipendentemente che siano persone anziane, pensionati che sono più in difficoltà, ma anche le famiglie, le persone normalmente coinvolte. Decreto aiuti. Il quarto decreto aiuti è uscito, lo commenteremo in seguito, però comunque ci sono stati presi dei provvedimenti. Questo è un reiterarsi dei provvedimenti, ma a quanto giovano, che cosa si può fare e soprattutto che cosa ci suggerisce, quali sono le politiche che si possono adottare, verranno adottate anche dall'FNPCISL, qui rappresentata da Giancarlo Pegoraro, segretario regionale, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. E poi entriamo nel merito con il presidente Davide Cecchinato, presidente della Deconsum del Buonasera. Veneto. Ben ritrovato. Buonasera. Anche a lei, presidente. Buonasera. Allora, segretario, una serie di azioni sono state intraprese dal governo, come le valutate e soprattutto quali sono state, cosa pensate che possono anche essere reiterate adesso? Come già detto in precedenti appuntamenti, noi le valutiamo positivamente, ma partendo da un dato che va sempre ricordato. Sono interventi in emergenza, in economia di guerra, come si dice, e sono interventi ovviamente che non coprono tutto. E attenzione, i primi mesi del 2023, al di là di questi interventi, saranno ancora pesanti, perché noi dobbiamo ancora verificare bene se ci sarà per esempio un minimo di speranza di trattativa di pace nella guerra, ma attenzione, stiamo subendo gli aumenti che erano già cominciati indipendentemente dalla guerra nel fine 2021, appunto legati all'energia e che si riverberano su tutti i prodotti, dall'alimentare agli affitti, alla casa e a tutte queste cose. Allora, diceva lei bene, in queste ore si sta discutendo, vedremo il testo fra qualche giorno, uscirà il cosiddetto accordo quater, intervento quater, e si dice che darà un ulteriore sollievo, ristoro a queste spese, soprattutto per le persone meno abbienti, per i pensionati, ma per le famiglie che hanno, come dire, uno stipendio povero, ma sono interventi utili, ma che non sono quelli di cui avremo bisogno. Noi abbiamo bisogno che si stabilizzino i mercati, abbiamo bisogno che ci sia un rientro dell'inflazione e abbiamo bisogno che il lavoro cresca, perché ben sappiamo che se cresce il lavoro cresce tutto il resto. Ecco, noi siamo in questa condizione. Io chiedo alla regia intanto che ci mette in onda gli interventi del governo di cui lei parlava, che così intanto li possiamo anche schematizzare. Ecco, noi in tutti i tre precedenti interventi vediamo questo riassunto di interventi fatti che, ricordo, sono notevolissimi come interventi, però non sono sufficienti per quello che è successo e per quello che succede e che succederà nei prossimi mesi. Ricordo solo un dato: noi abbiamo un'inflazione composta misurata pochi giorni fa all'11,4%, poi è evidente che per fortuna negli ultimi 15-20 giorni le materie cosiddette energetiche stanno calando, ma se facciamo il paio con l'anno scorso, la corrente elettrica, per chiamarla in maniera molto semplice, l'energia elettrica e il gas hanno avuto rispettivamente aumenti fino al 94% in più, e per cui anche se oggi per fortuna qualcosa cala e si interviene, è evidente che siamo in una situazione ancora di emergenza e, ripeto, è un'emergenza che nel tempo il governo nuovo, ma come hanno fatto i governi precedenti, ma le forze sociali, ma tutti quanti, dovremmo, come dire, darci tutti una mano per rientrare in un alveo di normalità. Cito solo un aspetto: l'alveo di normalità per noi riguarda anche il rapporto con l'Europa, ma con i paesi, per esempio, che oggi stanno incassando notevoli risorse da questi aumenti.
Per fare un nome, la Norvegia, bellissimo paese del nord, ma che oggi sta guadagnando in maniera eclatante, quindi in Europa si dovrà rientrare in un regime di normalità, altrimenti non ce la faremo. Mi permetto di fare solo un altro esempio subito, perché nel decreto numero 4 prossimo per gli aiuti, ma attenzione, per quanto ci riguarda come pensionati, già in queste ore a noi giungono le notizie, sì. Ci sarà la famosa rivalutazione delle pensioni a gennaio, ed è una rivalutazione corposa, ma anche qua, attenzione, si parla del 7,3%, corposissima, mai successo negli ultimi 10-15 anni. Ma attenzione, questa rivalutazione insegue quello che dicevo prima, cioè un'inflazione all'11%, certo, e quindi avremmo una copertura ancora parziale, come si usa dire. Però piuttosto che niente, meglio piuttosto, perché certo, abbiamo avuto cose, da questo punto di vista, in passato abbiamo visto cose irrisorie e ridicole. Punto di vista, sì. Voi in modo avete sottolineato con un'altra cosa, che anche le associazioni di categoria, istituti di credito, enti bilaterali e altre realtà hanno previsto dei sostegni di diverso tipo, per cui è bene informarsi anche di questo. Certo, perché nelle contrattazioni aziendali, e qui parliamo di lavoratori dipendenti, mondi da cui noi veniamo, come si usa dire, tipo l'EBAV, che è l'ente bilaterale del Veneto, sta sostenendo le imprese associate ma i lavoratori di queste imprese con dei bonus che anche qua sono interessanti per le persone che ne hanno diritto e danno una mano in quel mare di problemi che ci sono. Quindi questa è una cosa buona, così come noi oggi siamo qui con la nostra associazione dei consumatori, perché al di là delle politiche, delle decisioni politiche, noi che non siamo quelli che determinano i prezzi, ma con i nostri esperti vogliamo che i nostri rappresentati, ma le famiglie, ma chi ci vede, possano avere dei consigli da parte di esperti nostri su come calmierare in famiglia, come dire, la spesa e i prezzi. E allora rapidamente, Presidente, possibilità di risparmiare fino a 4.000 euro, è un vademecum che avete preparato, vediamo di entrare nello specifico per far capire che cosa si può fare in base ai vostri studi. Infatti è un prodotto... Partiamo subito con le slide anche. Certo, è un prodotto che noi abbiamo realizzato recentemente proprio per dare un consiglio, un aiuto ai consumatori che in questo periodo sono un po' disorientati rispetto all'aumento importante delle materie prime, dei prezzi, del settore alimentare, dei carburanti, dell'energia e quant'altro. Abbiamo fatto uno studio su un nucleo familiare classico di 4 componenti, abbiamo fatto una rilevazione nei mesi di agosto e settembre e abbiamo visto che con delle semplici regole di rivisitazione o delle nostre abitudini o dei rapporti contrattuali in essere si possono raggiungere delle soglie di risparmio ragguardevoli. Ad esempio qui vediamo i consigli che riguardano il settore idrico. Abbiamo stimato un risparmio di 30 euro all'anno semplicemente usando il frangigetto, che è quello strumento che sostanzialmente permette una buona quantità di fuoriuscita di acqua ma che non ne sprechi troppa, e di chiudere naturalmente i rubinetti, privilegiare la doccia e naturalmente di, diciamo così, fare un utilizzo razionale della risorsa. E diciamo che questo tra l'altro è anche il risparmio più tenue che si può ottenere secondo la nostra elaborazione. Energia elettrica, andiamo, che lì pesa parecchio. L'energia elettrica pesa parecchio, in passato si poteva insieme al gas ottenere un risparmio anche superiore a questo che vediamo adesso, però purtroppo sappiamo che siamo in un contesto di aumento della materia energia considerevole e quindi anche le possibilità di risparmio si sono ridotte. Però con una programmazione, una verifica dell'utilizzo della materia prima, quindi tramite le lampadine ad alto risparmio energetico, l'utilizzo dei elettrodomestici più, diciamo, che risparmiano più energia,
e altri accorgimenti, si può arrivare anche a un risparmio di 160 euro all'anno. Tra l'altro su luce e gas è anche importante monitorare la validità della propria offerta commerciale, perché se noi abbiamo in essere un fornitore che può essere competitivo oggi, non è detto che lo sia anche fra 6 mesi, 7 mesi, quindi anche da questo punto di vista va bene il risparmio, va bene utilizzare meno la risorsa, però bisogna anche orientarsi nel mercato e saper scegliere il fornitore più economico. Gas, e allora, energia elettrica si può arrivare fino a 160 euro se si è bravi, e non è poca cosa. Infatti. Gas 135 euro avete stimato, facendo i vostri calcoli. Vediamo un attimo la slide che ci fa il riassunto, così i nostri telespettatori possono anche memorizzare alcuni aspetti. Prego. Anche il gas sì, è uno dei settori dove è possibile, con un uso parsimonioso naturalmente della risorsa, con interventi di efficientamento che possono essere appunto quelli della sostituzione degli infissi, della manutenzione della caldaia, anche degli sprechi di calore. Purtroppo noi abbiamo un parco immobili in Italia piuttosto vetusto, che da questo punto di vista è energivoro, perché dissipa calore a più non posso, in un periodo in cui invece sarebbe bene avere isolamenti ad alta efficienza per evitare che venga appunto disperso nell'ambiente. Capiamo insomma che già il settore energetico ci può dare una mano, siamo insomma oltre quasi a circa 300 euro di risparmio annuo, però ci sono anche molti altri ambiti dove noi possiamo risparmiare. Penso ad esempio il settore dell'agroalimentare. Vediamo la spesa appunto che riguarda appunto la spesa. Prego, intanto continuiamo con le slide, lei racconti pure. La spesa infatti è uno dei settori dove la possibilità di risparmio è più ampia, è uno dei valori, dei capitoli di spesa dove il risparmio è più alto, perché naturalmente la spesa alimentare è comunissima, dobbiamo farla tutti. Se riusciamo ad evitare gli sprechi, come ad esempio fare una lista ragionata della spesa e non abbandonarsi a degli acquisti compulsivi, una banale regola: andare a fare la spesa con lo stomaco vuoto può fare la differenza, perché tendenzialmente è umano questo. Tendenzialmente noi in quella situazione fisica siamo propensi ad acquistare più cibo di quello che ci serve. E quindi eliminare gli sprechi innanzitutto è un'ottima iniziativa, e poi anche qui dobbiamo fare delle piccole ricerche di mercato, soprattutto su quelle che sono le possibilità di risparmio tramite i buoni sconto e anche i coupon. Siamo ormai tempestati di pubblicità da questo punto di vista, utilizziamolo in maniera intelligente e facciamo una spesa selettiva. Possiamo, se abbiamo tempo naturalmente, fare un acquisto presso un supermercato. Nel nostro Veneto l'offerta è piuttosto ampia da questo punto di vista, e acquistare altri prodotti in un altro punto commerciale. Utilizzare e acquistare frutta e verdura di stagione, questo non solo fa bene all'ambiente ma fa bene anche al nostro portafoglio, perché quando acquistiamo prodotti che sono fuori stagione, vengono dall'estero, hanno macinato parecchi chilometri e conseguentemente il loro costo lievita in maniera esponenziale. E poi naturalmente la cosa più importante è quella di confrontare i prezzi. In una situazione come quella veneta, in cui abbiamo molti punti vendita, possiamo fare delle piccole ricerche di mercato, vedere dove il litro di latte costa meno e quindi approfittare di quel punto commerciale rispetto ad altri. Chiaramente abbiamo bisogno di tempo, non sempre questo è a disposizione, però diciamo che... Ma anche di organizzazione, perché poi alla fine se uno si organizza sa che per prendere certe cose va lì e una volta dopo va da un'altra parte, insomma è una questione mentale, ho provato a strutturarmi anch'io. Mentale e di buona volontà. Esatto. Conto corrente, questa è un'altra fonte inaspettata però di spesa, perché potrebbe la gestione oculata farci risparmiare fino a 100 euro l'anno. Assolutamente, la tenuta del conto corrente è uno dei servizi ormai più comuni diffusi, tutti ormai ce l'abbiamo, e qui abbiamo notato che soprattutto rivolgendosi ai servizi offerti online, purtroppo per i pensionati forse è meno facile utilizzarli, però
magari con qualche corso di digitalizzazione può tornare utile per approfittare di questi conti correnti online, si arriva anche a 100 euro di risparmio all'anno, e anche qui è necessario naturalmente verificare i costi, non andare sulla fiducia e confrontare le offerte e i prezzi. Voglio aggiungere un'altra cosa sui conti correnti. Noi adesso siamo in una situazione di aumento dei tassi di interesse. Non ho sentito nessuno, e anch'io personalmente non ho avuto nessuna proposta da parte del mio istituto di credito di aumento del tasso di interesse applicato sul conto corrente. Giustamente, se aumentano quelli della Banca Centrale Europea, dovrebbero aumentare anche quelli degli istituti di credito. Quindi siamo noi che dobbiamo o cercare un altro istituto di credito oppure chiedere che venga adeguato il tasso di interesse applicato sul nostro conto corrente. Chiedere una parolona questa. Possiamo cambiare banca, purtroppo noi a volte siamo un po' pigri e conservatori, ma questo atteggiamento conservativo in questi casi non premia come in altri settori, come ad esempio dell'RC Auto, ma ci sarà, immagino, RC infatti, abbiamo gli acquisti, quindi anche qui si può arrivare fino a 870 euro se si usa la stessa politica, confronto dei prezzi, e quindi si fanno delle valutazioni e prendere quello che è necessario, perché per lo più molte persone hanno veramente il doppio di tutto, altri no, però ci sono queste situazioni. Passiamo invece alla RC Auto di cui lei parlava. Infatti parlavo proprio dell'RC Auto perché pensi che circa l'80% dei clienti che sono assicurati obbligatoriamente per l'utilizzo dell'autovettura detiene la stessa polizza da più anni. E nonostante il mercato oggigiorno offra una offerta commerciale piuttosto ampia, sono parecchie le compagnie di assicurazione, ci sono quelle online ma ci sono anche quelle fisiche, e c'è una certa pigrizia o ritrosia nel cambio della compagnia di assicurazione, e questo purtroppo è un male, questo è un conservatorismo che non premia il nostro portafoglio, ci fa pagare delle cifre superiori. Vediamo qui nella slide che se noi facciamo una ricerca su qual è l'offerta più conveniente possiamo risparmiare anche 250 euro all'anno, che si sommano naturalmente a tutti quelli che abbiamo citato prima. Qui possiamo utilizzare tra l'altro un preventivatore pubblico che è Preventivas, che vedete citato qui nella slide, che è sostanzialmente una risorsa messa a disposizione dall'IVAS, che è l'Istituto di Vigilanza sulle compagnie di assicurazione, e che in maniera obiettiva e equidistante, quindi senza nessun interesse commerciale, può rendere ad una interrogazione analitica, che dipende naturalmente dalle tipologie di prodotto assicurativo che si richiede, dare il preventivo più competitivo, più economico. Quindi conviene davvero utilizzarlo. Cosa interessante, passiamo a un altro aspetto che riguarda molte persone, ne accennava lei prima, il mutuo che può essere anche qui oggetto di grande risparmio, 1.128 euro all'anno addirittura. Il mutuo sì, è la voce dove è possibile risparmiare di più, nonostante siamo in un contesto di aumento dei tassi. Se noi facciamo anche qui una indagine, chiediamo la ricontrattazione delle condizioni economiche del mutuo al nostro istituto di credito, oppure applichiamo quell'istituto importantissimo introdotto dal decreto Bersani della surroga del mutuo, possiamo trovare delle offerte interessanti. Ad esempio mi viene da consigliare a chi ha in essere, magari attivato da qualche anno, un mutuo a tasso variabile, di tentare di capire se non è il caso di passare ad un tasso fisso, perché è chiaro che l'aumento dei tassi ha un'incidenza di parecchie decine di euro su ogni singola rata mensile che il mutuo a tasso variabile naturalmente richiede per il rimborso di capitale e di interessi. E anche qui, facendo una piccola ricerca di mercato, insomma, ci possono portare a casa ragguardevoli risparmi. Chiaramente parliamo di un risparmio una tantum, non è che ogni anno
io posso Certo, no. avere 1100 euro di Però vantaggio. insomma monitorare, perché possono anche in più anni, è una cifra rilevante. Il prestito personale invece, anche questo potrebbe dare un risparmio di circa di 270 euro. Anche qui è considerevole, è un risparmio importante. Dobbiamo naturalmente confrontare le varie proposte e fare attenzione, come anche nel caso del mutuo, ad un acronimo particolare che è il TAEG, il tasso annuo effettivo globale, che è quello che ci dice quant'è il valore di costo di quel prodotto finanziario, in questo caso del finanziamento. Più sarà alto il TAEG espresso in percentuale e più sarà il costo del finanziamento. Se io confronto le offerte, anche avendone in essere una, posso comunque estinguerla accendendole un altro presso un'altra società finanziaria, facendo attenzione a qual è il TAEG, quindi confrontando le offerte, posso arrivare ad un risparmio anche di quasi 300 euro in un anno. Tantissimo, 234 euro sempre risparmiati, attenzione al telefono fisso e internet, un uso attento, no? Anche qui vi ricordate quanto costava all'inizio avere il servizio internet per il fisso, ma anche quanto era il costo del mobile. All'inizio la telefonia mobile aveva dei costi enormi. Poi la liberalizzazione, la presenza sul mercato di più fornitori ha fatto abbassare in maniera sensibile il suo costo. Siamo ancora in un momento, diciamo, vantaggioso per avere ulteriori sconti, quindi anche qui fondamentale è vedere quali sono le offerte più significative, chiaramente verificarle, confrontarle e sono quasi 300 euro quelli che sono gli sconti che si possono ottenere. E mi raccomando, questa attività va fatta periodicamente, perché è chiaro che col passare dei mesi, magari una volta all'anno, consiglierei di prendersi un paio di ore per fare questo tipo di verifica, di monitoraggio. Allora, queste sono tante voci, fanno parte tra l'altro di un progetto che voi avete di sensibilizzazione e di comunicazione, congiuntamente anche all'FNPCIS per quanto riguarda gli anziani, ma rivolto a tutti i cittadini, che rientra nell'ambito dell'iniziativa 2 del programma della Regione Veneto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto ministeriale 10/8/2020. È bene ricordarlo perché è una campagna molto importante, esiste anche un opuscolo dettagliato che si può scaricare dal vostro sito internet www.adiconsumveneto.it. È bene ricordarlo perché lì si è spiegato tutto nel dettaglio per arrivare alla cifra dei 4.277 Abbiamo voluto infatti rendere in modo analitico quelle che sono le regole da seguire per avere queste tipologie, per accedere a queste tipologie di risparmio. Abbiamo un volantino più sintetico che quello che abbiamo visto oggi, sul nostro sito, come diceva giustamente lei, c'è tutta la parte invece più approfondita. Facciamo un po' una conclusione politica che fate sia voi come FNPCIS, però anche naturalmente Adiconsum, segretario. Certo, allora come si è visto adesso è nostra intenzione, come dire, tenere vivo un rapporto con la nostra associazione dei consumatori, perché un conto è la politica di carattere generale che facciamo al Ministero, che facciamo col Governo, un conto sono le attività nel territorio. Noi oggi sostanzialmente presentiamo un giro che è già cominciato in tutte le province del Veneto, dove Adiconsum e FNP assieme si rivolgono proprio fisicamente in assemblee, riunioni, a tutti quelli che vogliono partecipare. Mettiamo la slide dell'indirizzo di Adiconsum. Ed è evidente che parliamo di queste cose molto pratiche e che vengono spiegate non come dire da un politico, ma vengono spiegate dagli addetti ai lavori. Adiconsum si è prestata molto volentieri a fare questa pesantissima ma utile esperienza con noi e ci sono province già molto avanti, altre province arriveranno nei prossimi giorni. Quindi voi sostanzialmente vi state anche cercate di interloquire col governo, giusto Presidente? Certamente, noi interloquiamo col governo per quello che dicevo all'inizio. Nei prossimi giorni posso annunciare che oltre all'incontro di mercoledì col governo centrale ci saranno altri incontri, dovranno verificare un po' nei particolari
per esempio tutte le soluzioni adottate per il rimborso quater che dicevamo poc'anzi, dovremo leggerlo, capire, così come rendere ufficiale, quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'aggiornamento delle pensioni per l'anno 2023. Che è un altro aspetto. Presidente, la vostra posizione? Sì, per noi in questo periodo è fondamentale stare in mezzo alla gente, come diceva il collega Giancarlo, perché è lì che possiamo rispondere direttamente ai bisogni delle persone, ai nostri associati, ai nostri iscritti, ma anche ai cittadini. Anche noi a livello nazionale naturalmente continuiamo l'azione di lobby, nel senso buono, per la tutela del consumatore. Il quadro non è facile, però noi a testa bassa portiamo avanti le istanze delle famiglie, dei cittadini veneti e italiani. Ecco, c'è nei pochi secondi che abbiamo a disposizione da ricordare che voi avete agito anche, diciamo, politicamente ma strutturalmente nei confronti dei fornitori, sui prezzi delle bollette, sulle altre spese e anche sui fornitori di energia elettrica, ad esempio chiedendo e ottenendo la sospensione dei distacchi e poi ampliando l'accordo per la rateizzazione lunga delle bollette, se non erro, vero? Assolutamente, sono tutte richieste. E ampliare richieste, il bonus sociale. Il bonus sociale, ma anche di creare un albo dei venditori, di puntare di più sulle comunità energetiche, tutte misure che aiutano ad elevare gli effetti di questa pesantissima crisi sui budget familiari delle persone. Ecco, allora siamo arrivati in chiusura. Per avere tutte queste informazioni, per capire, perché poi c'è una norma sul divieto delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura energia elettrica, quindi se ne siete soggetti, valutate e rivolgetevi alle associazioni consumatori. Poi c'è l'innalzamento della quota fino al 100% della tassazione sui super profitti, che è una richiesta importante, la sorveglianza dei poteri sanzionatori delle autorità, l'IVA in bolletta dal 10, insomma tante cose che possono essere fatte, che verranno fatte, che tanto FNPC quanto Adiconsum stanno facendo. Rivolgetevi alle associazioni consumatori per tutto quel che riguarda l'ambito del consumerismo, dell'aspetto del cittadino, queste cose che abbiamo detto, all'FNPCIS per quel che riguarda più gli aspetti pensionistici, previdenziali. Comunque non fate da soli, c'è chi vi può aiutare, ci sono persone estremamente competenti e preparate, quindi potete avere veramente un supporto molto importante, c'è chi studia, come avete visto, su questi aspetti. Grazie Presidente, grazie Segretario di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori, buon proseguimento e la puntata rivedetela in replica sul nostro sito.